distanza di qualche settimana ritroviamo Giovanni Trevisan, non però in veste di cuoco, ma parliamo di equitazione, parliamo di cavalli. Certo. Istruttore di salto ostacoli. Per il momento operatore tecnico. Di base. Salto ostacoli e dressage, Sì. che sono due delle componenti del completo di cui si parla sempre molto poco. E salto ostacoli e dressage si parla del completo, si parla molto poco. Salto ostacoli, dressage E e completo. Diciamo il completo racchiude sia il dressage che il salto ostacoli. Perché di completo si parla poco? Perché è più pericoloso. Ma non diciamolo, sennò poi si spaventano. Vabbè, i bei percorsi per arrivare a certi livelli bisogna affrontare dei percorsi molto difficili. Perché si chiama completo? Molti, mi dispiace dirlo, ma molti che fanno salto ostacoli fanno poco dressage. Ma il dressage uno potrebbe dire è tutto, e anche finché si prepara il cavallo si lavora in piano, però le competizioni di dressage, le gare di dressage sono secondo me ancora, sia come pubblico come partecipanti, saranno aumentate da quando montavo io, però credo che il pubblico non riesca ancora a capirlo abbastanza bene come viene capito all'estero. E poi è il dressage, che sappiamo ad alti livelli diventa più spettacolare, perché ci sono le cure con musica, vengono fatte queste coreografie, diciamo che è molto più difficile ed è molto, c'è molto lavoro dietro. Il cavallo da dressage uno se lo fa ed è un lavoro molto duro che richiede molta costanza, senza offesa per il salto ostacoli. Ne approfitto per chiedere una cosa che non c'entra niente con quello che fai tu a cavallo, perché proprio ieri c'è stata una bella competizione a Somma Campagna di attacchi. Altra cosa di cui non si parla quasi mai. Allora vediamo una persona che con gli attacchi non c'entra, degli attacchi, dato che trovo te, che cosa mi dice? Io adoro gli attacchi e loro veramente sono... Adorano te. No, hanno aumentato il loro spazio, si vedono molto di più, e quando montavo io a cavallo, io ho iniziato 30 anni fa, devo dire, e ho sempre pensato, ma come mai non iniziano a fare qualche competizione? Ed effettivamente sono molto felice, io sono affascinato dalle carrozze, e qui viene un po' fuori il ristoratore, perché faccio molti eventi, ho fatto anche dei matrimoni molto importanti. Per arrivare con la carrozza, ci sono delle carrozze. A Venezia c'entra un po' difficile. No, io lavoro in tutta Italia. Ecco, non rispondiamo, non sappiamo chi chiama, ma non rispondiamo, facciamo per una volta. Esatto. Chiedo scusa a chi ha telefonato, ma l'abbiamo esclusa. Diciamo che io lavoro in tutta Italia e anche in Europa, faccio degli eventi molto importanti. Una bella carrozza fa un bel effetto. Le carrozze ho sempre pensate in alcuni eventi che, anche se non fossero stati matrimoni, sarebbero state bellissime. Però gli attacchi, vedere queste carrozze bellissimo, che competono, mi affascina, è una cosa davvero particolare. Io credo che, ripeto, ieri una bella competizione alla Somma Campagna con una bella partecipazione anche di giovani, e questo va detto. Questa è la cosa bella. E questo va detto, credo che per chi non li ha mai visti possiamo dare il consiglio di andarli a vedere. Assolutamente sì. Più belli attacchi o dressage? Mi scusi, il dressage per me è una religione, è troppo bello. Grazie mille, tante cose, grazie, arrivederci. Spegni.